Euroregione News. Russia-Italia, quando la cultura fa business. A Codroipo la cultura ha generato l'occasione d'incontro tra il console generale della Federazione Russa a Milano, Alexander Nurizadeh, e gli industriali con le autorità, ospite del sindaco Fabio Marchetti. Qual è il motivo della sua visita a Codroipo e quale situazione dell'import-export dopo l'embargo dell'Europa? Senti, io da molti anni che vivo in Italia e ogni giorno che passo qua trovo sempre qualcosa di nuovo tra le cose che ci accomunano, la Russia e l'Italia. E per me è stato però, anni fa diciamo, veramente è stata una sorpresa di trovare qua la famiglia Benoît a Codroipo. È la famiglia che veramente unisce due grandi popoli, due grandi culture. È da tempo che ci voleva per la Russia qualcosa di serio per farci lavorare, anche nel settore economico. E qui, le dico subito, finalmente siamo riusciti a fare alcuni progressi, innanzitutto nel settore agroalimentare. Negli ultimi 2 anni e mezzo la produzione di formaggio in Russia è cresciuta di 8 volte. Per cui risolviamo, pian piano riusciremo a risolvere tutto. Però non è ovviamente così tutto il futuro così roseo come le descrivo, le sanzioni ci creano delle difficoltà, sì, senz'altro. Io sono assolutamente sicuro che riusciamo a superarle, però bisogna sempre ricordare che le sanzioni sono l'arma a doppio taglio. Per cui anch'io posso fare la domanda, quando finalmente farete la voce importante a Bruxelles per finire questa stupida storia che ci disturba tutti e due, sia italiani che russi. Oggi in Russia sono ufficialmente registrate 600 joint venture tra la Russia e l'Italia. Nel periodo di queste delle sanzioni, diciamo 2 anni e mezzo, 3 anni quasi, neanche una ha voluto lasciare il mercato russo. Anche nei momenti più difficili della storia, l'Italia ha sempre saputo trovare il modo giusto di fare i rapporti, di costruire la cooperazione, la collaborazione con la Russia. Anche oggi, sì, vabbè, ovviamente me ne rendo perfettamente conto che c'è la solidarietà della NATO, c'è la solidarietà dell'Unione Europea, però l'Italia fa sempre qualcosina in più, fa sempre qualcosa in modo suo che riusciamo a stare bene sempre. Arriva in Italia il ministro degli esteri russo Lavrov, che avrà una serie di contatti con il suo collega ovviamente, ma anche con il primo ministro italiano, parleranno su tutti gli aspetti, innanzitutto in maniera dei problemi di carattere economico. Però i problemi non sono veramente i problemi. Si svolta a Mosca una riunione del cosiddetto Consiglio economico russo-italiano e si chiama così Consiglio economico, però in prassi è la commissione intergovernativa bilaterale che prende le decisioni più importanti in materia economica per quel che riguarda i rapporti economici tra i due paesi. E sono stati firmati una serie di contratti importantissimi, come ad esempio con la Mertek Nimont, più di 3 miliardi di euro. Se parliamo di 6-7 anni fa, abbiamo creato con l'Unione Europea una roadmap che riguardava vari settori della vita per rendere la nostra cooperazione più efficace, cioè abbiamo trovato gli spazi comuni. Uno di questi spazi comune del carattere culturale, spazio comune dell'economia, in cui abbiamo lavorato fortissimo in maniera veramente dinamica sul problema di standardizzazione, siccome i standard in Russia e in Europa sono veramente diversi e qui un po' difficile per aziende di trovarsi d'accordo. Comunque abbiamo fatto tante cose importanti, però purtroppo è andato male, è finito la storia di sanzioni. Abbiamo interrotto tanto lavoro che abbiamo fatto insieme. Innanzitutto un saluto di benvenuto per la seconda volta in quel di Codroipo al console generale della Federazione Russa, dottor Alexander Nurizadeh. È un onore per noi riceverlo dopo la prima volta che accadde proprio nel 2008, allorquando inaugurò un teatro intitolato proprio alla figura di Benoît e alla sua coniuge De Cecco, codroipese d'adozione quindi, proprio per testimoniare questo legame che c'è tra la città di Codroipo e la Federazione Russa. Oggi abbiamo approfittato di un motivo culturale per far sì che vi sia anche un sottofondo reale, ovvero sia economico. La Russia è un grande paese, non solo come estensione ma soprattutto come popolo. Il popolo oggi appartenente alla Federazione Russa è un popolo attivo,
un popolo economicamente sano, dotato di infrastrutture che fanno un vanto in tutto il mondo, e noi oggi come Codroipo, ma anche come Italia, dovremmo guardare con molta attenzione, forse più di quella che è stata fatta negli ultimi anni, a quel grande paese. Il significato è proprio questo: oggi ci sarà una platea che è composta da imprenditori, oltre che da associazioni, portatori di interesse, eccetera, locali, territoriali, con i quali vogliamo rintessere un rapporto proprio con questo grande paese. Il significato è proprio questo. Vi sarà una relazione del signor Console proprio sui rapporti commerciali che ci sono con la Federazione Russa e l'Italia e viceversa, e vi sarà uno spazio anche e soprattutto per delle domande da parte del pubblico che presumo sarà molto interessato a questo tipo di attività. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello appunto di fare una grande iniziativa nel 2018, allora quando occorreranno proprio i 30 anni della prematura di partita. Io dico prematura perché quando una persona come Benoît lascia questa terra per andarsene a dipingere i cieli e le nuvole nel paradiso è sicuramente una prematura di partita, e quindi per celebrare questo 30° anniversario in maniera grande si pensa a una grande mostra proprio in Villa Manin. Questo è l'obiettivo principe della serata, ma non solo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.